Dunque, dove si va per prima? Balera del Nando? Alle Cesette? O alla Corte Pina della Beppa? Un nome che promette. Facciamo così. Prima facciamo un giro con questo e poi si decide. Andiamo! Benvenuti a Vino in Corte a San Briccio. Partiamo dal dire che cosa c'è a Vino in Corte. Innanzitutto c'è il vino, qui non manca perché siamo proprio nella zona di confine tra la DOC Valpolicella e la DOC Soave. Non manca il buon cibo, perché ci sono praticamente tutte le tradizioni culinarie veronesi che si possono assaggiare. E non solo, perché c'è uno spazio anche per cibi e sapori di altre culture e di altre regioni. Ma soprattutto, ed è il motivo che mi ha attirato qui, c'è la festa paesana, intesa nel senso proprio più letterale, più romantico del termine, perché quando c'è Vino in Corte il paese si trasforma, tutti si animano per accogliere le persone. E dove le accolgono? E questa è la bellezza della festa. Li accolgono qui, nei cortili delle loro case. Aprono le porte per accogliere le persone, per far degustare i loro prodotti e per far loro condividere uno spirito di comunità che da queste parti è veramente molto forte. Qualcuno, anche dagli stessi organizzatori, ha chiamato questa iniziativa con l'appellativo di Magica Follia. Andiamo a capire perché. Ma davvero queste sono le vostre case allora? Assolutamente sì, queste sono le corti, tipiche corti del paese di San Briccio, del nostro piccolo borgo. E come è nata questa idea? Allora, l'idea è nata nel 2006 da chi faceva parte del direttivo al tempo, che oltre a essere parte dell'associazione erano anche un gruppo di amici appassionati di vino che si erano stufati di fare le classiche feste che purtroppo qui il nostro paese non riusciva a rendere così numerose, così popolari, e quindi hanno detto: perché non facciamo della nostra passione una festa valorizzando quello che sono le caratteristiche delle nostre corti. E quindi è nato Vino in Corte con il logo che negli anni poi riporta ogni volta una data diversa, un anno diverso, colore diverso, e diventa anche un po' un oggetto da collezione ormai il nostro calice. Ma com'è aprire le porte di casa allora? Allora, è una grande opera di coinvolgimento della popolazione del paese che attraverso questa manifestazione negli anni si è appassionata e ci dà una mano. Pensa che ci sono 150 collaboratori circa, tra chi dà una mano proprio durante la manifestazione, chi prima, chi dopo, e quindi adesso anche da fuori, perché chi ci ha conosciuto magari dopo vuole anche collaborare con noi. E quindi i paesani, i sambriccesi, hanno dapprima cominciato a capire che cos'era la manifestazione e poi pian piano hanno anche offerto la loro corte, hanno messo a posto, addirittura qualcuno ha comprato casa dopo aver visto il paese come era bello durante le sere di Vino in Corte. E quindi è un modo anche di coinvolgere, di valorizzare il territorio, anche le nostre corti, le nostre abitazioni. Perché piace questa festa? Allora, Vino in Corte a nostro parere piace perché è un piccolo angolo di tranquillità. Infatti non abbiamo mai previsto musica, non abbiamo mai previsto eventi collaterali di un certo tipo, perché ci piace l'idea che la gente possa venire qui, sedersi, degustare un bel bicchiere di vino, mangiare un bel piatto un piatto tipico tradizionale e con calma, chiacchierando, facendo due passi. Quindi una festa molto slow food, slow wine, slow party. Molto slow. Molto slow, molto slow. L'altro elemento caratterizzante è che questa festa, oltre ad essere una festa paesana, è una festa diffusa, perché lungo tutte le vie del paese ci sono una decina di punti preposti ad accogliere le persone e in ognuno di questi punti si possono vivere delle esperienze degustative diverse, sempre con i vini, ma poi anche assaggiando i vari piatti. È da dire che per arrivare a questa festa, nelle settimane prima tutti si attivano per dare il meglio di se stessi, per accogliere al meglio per l'appunto le persone. E quindi è tutta una comunità che si anima.
che però estende il proprio raggio d'azione non soltanto a questa festa di inizio settembre. In realtà l'attività dei volontari dell'associazione di San Briccio in Festa va molto oltre ed è lì che si annida il vero senso di comunità di questa terra. San Briccio è un paese in cui lo spirito di comunità ha ondate, diciamo, alterne, però si vive spesso perché ci sono tante piccole realtà come la nostra, che magari è quella che organizza questo evento, che è quello un po' più conosciuto, ma poi ci sono anche altre realtà come quella del Forte, come anche solo la parrocchia, insomma, che tengono vivo e tengono unito il paese. Poi ci sono degli exploit come Vino in Corte in cui tutti danno il loro piccolo contributo e quindi sì, comunità. Che cos'è lo SBIF? Allora, SBIF è l'acronimo di San Briccio in Festa ed è un'associazione che lavora qui sul territorio di San Briccio, ma del comune di Lavagno, e che ha come obiettivo la valorizzazione del territorio. Valorizzazione del territorio a 360 gradi per noi vuol dire valorizzare il vino, il cibo locale, coinvolgiamo quindi i produttori locali più possibile vicini alla nostra realtà, ma dopo vuol dire anche valorizzare le altre realtà associative, diamo una mano, collaboriamo, vuol dire anche valorizzare e tenere viva la comunità, quindi aiutiamo magari, che ne so, mi viene in mente il classico gesto che facciamo a Natale portando una bottiglia di vino con un Pandora agli anziani per farli partecipi, per far capire insomma che noi ci siamo. Tu perché hai deciso di entrare in questa associazione? Allora, sono entrato da giovanissimo perché ho visto come un'opportunità di dare una mano, di rendermi fautore di un qualcosa che all'epoca era una cosa piccola, poi nel tempo è cresciuta, si è ingrandita e adesso è quello che si può vedere visitando Vino in Corte, insomma, ma anche tutte le altre attività che facciamo perché ci teniamo tantissimo anche agli aspetti socio-culturali, quindi facciamo anche spettacoli teatrali, eventi culturali con possono essere anche serate di degustazione consapevole. C'è dell'orgoglio in tutto questo? Beh, quando c'è tanta fatica, tanto impegno, che poi nelle serate di Vino in Corte viene un po' ripagato diciamo, dall'apprezzamento che notiamo da parte delle persone che vengono qui, vediamo che sono soddisfatte, vediamo che apprezzano e degustano volentieri quello che le proponiamo e quindi sì, poi c'è anche la parte di soddisfazione, diciamo, siamo ripagati da chi viene qui e si complimenta con noi, insomma.